È venuta a chiamarmi qui a casa, che urlava, piangeva. Era andata in panico, ha cominciato a buttare acqua con dei vasetti, non capiva più niente in realtà. Però sì, ho cercato di tirarla via perché stava prendendo fuoco, aveva i capelli che fumavano, quindi sì. È stato provvidenziale l'intervento di Zeno Piol e della sua famiglia. Sono stati di fatto i vicini di casa a mettere in salvo la signora Maria, 64 anni, rimasta ustionata e intossicata nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Bortoluzzi a Revine Lago. All'origine forse un tizzone fuoriuscito dal camino al piano terra. Sono circa le 2:30 del pomeriggio quando scatta l'allarme. Zeno entra subito in azione, le fiamme sono già alte. La presenza di tanto legno, di fatto si tratta di un rustico, non aiuta. Ho cercato di salvare il salvabile. Ho preso la gomma dell'acqua e ho cercato di spegnere il fuoco, ma ormai si era propagato all'interno della casa, quindi sì. In un batter d'occhio comunque ha preso fuoco tutto e quindi sicuramente ho cercato di tamponare in maniera tale che non si propagasse nelle altre abitazioni, anche perché io abito qui a fianco, quindi sì. E ho cercato di tenere bagnato il legno, le scale che c'erano esterne. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118 che portano la vittima all'ospedale di Conegliano. È intossicata e ha riportato ustioni alle mani, alle braccia e parzialmente anche sui capelli. Nel borgo arrivano squadre di vigili del fuoco praticamente da tutta la provincia, carabinieri e polizia locale. L'area viene transennata. Per tutto il pomeriggio i pompieri tengono monitorata la situazione. Intaccate sono anche 2 abitazioni attigue, una di una coppia francese attualmente disabitata, l'altra di un uomo del posto che probabilmente in via precauzionale rimarrà fuori per qualche ora. Sul posto il sindaco. Adesso io ho già recuperato il numero di cellulare della signora, aspetterò domani e domani mattina la chiamerò e cercherò anche di trovare un contatto con i familiari per capire, altrimenti ci mettiamo subito all'opera e qualcosa riusciremo sicuramente a trovare se dovesse essere necessario, ci mancherebbe.